in cui Zidane veniva pedinato per 90 minuti la sua ultima gara con il Real Madrid al Bernabeu contro il Villarreal, ed era un documentario che si chiamava Zidane per 90, ed era la partita di Zidane che però insomma aveva poco a fare col calcio, era più un'operazione artistica, anche un po' fine a se stessa. In questo caso l'idea è che si debba esplorare scenari anche più selvaggi in questo momento per attirare l'attenzione, perché l'obiettivo, l'ottica è appunto il mondiale 26, dove Messi penso gli stiano chiedendo in ginocchio di esserci da campione uscente con l'Argentina, così come Ronaldo, perché non c'è nulla di più attraente agli occhi degli americani di vedere Messi e Ronaldo per l'ultima volta in un mondiale e magari farli anche incontrare. Chissà che pallina fredda, pallina calda, capiti un bell'Argentina-Portogallo, che mondiale non c'è mai stato, e questo potrebbe essere un'ottima idea per farlo avvenire per la prima e ultima volta sugli schermi americani, a Las Vegas o in qualche stadio, a New York City, in qualche stadio degli States.